Alberto Rodriguez, il campionato è iniziato nel migliore dei modi, 2 vittorie su 2, questa roboante per 8-2. Avete un po' sofferto però nel primo tempo, partiamo dalle note tra virgolette negative. Sì. La partenza ovviamente del campionato è stata buona, 2 partite, 2 vittorie. Oggi il risultato secondo me è un po' bugiardo, nel senso che l'abbiamo sbloccato soltanto alla fine. Primo tempo siamo andati con 2 pari. Un gol ce l'abbiamo fatto noi, il secondo l'abbiamo subito su una ripartenza. Ti devo dire che abbiamo pagato una settimana riguardo agli allenamenti un po' atipica, quale purtroppo siamo allenati poco e quando uno si allena poco certi meccanismi si perdono e l'abbiamo visto le conseguenze, potevamo pagare la partita con un altro risultato. Come ritrovi la Serie C2 dopo la promozione dell'anno scorso? Che campionato hai ritrovato? Beh, guarda, ti dico, al momento abbiamo fatto soltanto 2 partite. La settimana scorsa fuori casa abbiamo fatto una partita molto meglio di quella che abbiamo fatto stasera e nonostante la settimana scorsa abbiamo finito 1-0 per noi, siamo stati molto più seri, abbiamo concesso pochissimo. Questa sera qua abbiamo concesso un po' tanto, non siamo stati bravi a leggere la difesa loro e abbiamo subito dei contropiedi. Riguardo al campionato al momento non te lo so dire, sono passati due settimane, sono contento che noi siamo partiti, abbiamo fatto 6 punti in queste 2 giornate. Sicuramente mancheranno tra 3-4 giornate, si vedrà meglio quali sono le squadre che puntano in alto, quelle che resteranno un po' a metà, quelle che resteranno un po'... Ancora è presto, ma è presto anche per noi, non sappiamo ancora come sarà il campionato. La vostra soddisfazione però è vedere tutti questi bambini che giocano, l'attività è già ripartita per il vostro secondo anno, siete ormai entrati a pieno regime immagino. Sì, siamo partiti ormai da un mese a pieno regime con tutte le scuole calcio, col settore giovanile. Questo lo facciamo tanto anche per loro, sperando che un domani siano loro. Ci fa piacere che le famiglie e i ragazzi vengano volentieri a vedere la partita della prima squadra. Domani saremo noi a seguirle perché loro giocheranno. Facciamo questa attività, siamo contenti di quello che stiamo facendo e l'attività sta andando molto bene.